il punto di partenza del ragionamento è questo e deve essere tenuto presente. Ogni manufatto è costituito da due elementi fondamentali. Uno è la forma, l'altro è la materia. Ogni manufatto ha una legge generale che ne costituisce il motivo e la forma e un elemento, un sostrato materiale che è appunto la materia, concreto, che è appunto la materia. Ora, su questa polarità, su questo doppio binario, diciamo così, la cultura che ci ha appena preceduto, cioè quella del Novecento, che era essenzialmente materialista, ha creato dei grossi equivoci che adesso stiamo pagando sotto forma di sviluppo, di formazione e anche proprio di lavoro in senso concreto della cosa. Faccio una breve disamina di questi equivoci, anche se andrebbero poi sviluppati in altra sede. Primo equivoco della modernità è: la forma segue la funzione. Falso, lo abbiamo appena visto. Se fosse vero, ogni automobile della stessa tipologia avrebbe la stessa forma, così non è. Ogni vaso della stessa tipologia sarebbe uguale, avete appena visto che così non è. Ogni vestito che assolve la stessa funzione, cappotto piuttosto che maglietta, avrebbe la stessa forma e così non è. Quindi è palesemente falso. Di questo se ne sono resi conto anche i moderni, per cui sono passati a un secondo equivoco. Sì, bene, la forma segue la funzione, quello che è in più è frutto della creatività, parola magica usata per spiegare ciò che in realtà era inspiegabile con i canoni del produttivismo moderno. Palladio nel suo libro non usa mai, nei suoi 4 libri, non usa mai la parola creatività, usa sempre la parola invenzione. Invenzione significa che io ho come artefice e come artista la base, che è quella che ha appena mostrato il professor Davoli con le sue slide, e da quello parto con uno scarto che è l'invenzione che mi dà la differenza. Cosa significa questo? Significa che gli altri che sono consapevoli e partecipi della base comune capiscono il linguaggio e capiscono lo scarto che va in avanti. Tradotto in termini produttivi e commerciali, questo significa che se si ha questo patrimonio comune, si ha un distretto che ha una sua qualità e ci sono le punte di eccellenza che sono leggibili proprio perché sono uno scarto in avanti rispetto alla media qualità. La creatività azzera questo sistema perché è totalmente arbitraria, è frutto arbitrario della esternazione del singolo. Ora va bene come trovatina, ma finito il giro non porta plusvalore, non porta continuità. Risultato dell'operazione è che la creatività del grande designer di turno, potrebbe essere Sotras piuttosto che, adesso non mi vengono Philip Stark, che è quel nome che adesso va per la maggiore, non differisce dall'uguale invenzione dell'anonimo creatore, inventore, designer cinese che sta curando la produzione di massa dei loro prodotti. Portati sul banco di vendita il sistema è azzerato perché l'una vale quanto l'altra, anzi molto spesso se ha l'idea buona quella del cinese è migliore di quella nostrana. Terzo equivoco conseguente a questo è il mito della tecnologia, cioè se la materia è tutto e la forma un po' è la funzione, un po' ce la inventiamo, allora l'investimento che il Novecento ha fatto sulla tecnologia lo stiamo di nuovo pagando in termini di sistema. Tolto ovviamente da questo discorso la grande industria di base, la grande industria pesante, metalmeccanica eccetera, ma l'applicazione del modello industrialista su tutto il settore della produzione sta creando distorsioni. Perché? Perché l'investimento in tecnologia è oneroso, le macchine costano e se fa ricerca sulle macchine costa ancora di più. Questo costo poi deve essere pagato da una produzione adeguata. Se si ferma un pelino il mercato è come avere un grande fiume in piena tipo il Po che trova un blocco, lo scirocco per dire alla foce e non riesce più a sboccare in mare. L'alluvione che ne consegue sono i piazzali delle fabbriche pieni di materiale invenduto. Uno si fa un giro per Sassuolo di questi tempi e sa e capisce cosa sto dicendo. Secondo problema, l'investimento in tecnologia funziona ed è
economico se ho una produzione continua. Se mi fermo anche un attimo, l'ammortamento della tecnologia mi mangia dalla sera alla mattina tutto quello che prima avevo guadagnato. Allora, non vado oltre perché anche questo è un tema che andrebbe sviluppato, lo pongo sempre sul tavolo dei tre equivoci. Se questo allora è tutto vero, cioè funzione, equivoco della funzione, equivoco della creatività ed equivoco della tecnologia, di che cosa allora stiamo parlando noi? Allora, noi stiamo parlando di due ambiti ben specifici. Uno della forma, quindi, che ha una sua cultura di riferimento, che è l'arte. L'arte non è quella creatività che uno esterna perché la mattina si sveglia, l'arte è quel sistema di pensiero che elabora modelli culturali, archetipi e proposte per la cultura corrente. Dall'altra parte vi è la materia che ha come cultura di riferimento la scienza. La scienza è quel sistema di pensiero che parte dall'analisi e sviluppa l'analisi dei fenomeni e sviluppa delle teorie e va bene con la materia. L'arte, che sovrintende come pensiero la forma, nel caso specifico l'arte che si occupa del manufatti, della forma dei manufatti, si chiama decorazione, che deriva appunto da decoro e abbiamo già visto il perché. La decorazione come arte storica, parliamo da Altamira in poi, quindi non dagli ultimi anni, ha come materia sua propria l'ornato. I disegni che prima avete visto, le cosiddette greche, sono materia della decorazione. Per capirci, se io dico pittura, tutti sanno che materia della pittura è il colore. La decorazione ha come materia quei disegni perché se io faccio quei disegni faccio decorazione, non ha importanza con quale materiale. Se metto su per il muro un po' di roba buttata su senza un disegno canonico non è decorazione. Allora la decorazione è quell'arte che ha come propria materia un insieme, un repertorio di disegni dati che uno poi realizza in legno piuttosto che in vetro, piuttosto che in marmo, piuttosto che... Chiarito questo, quindi, decorazione come arte generale, ornato come materia specifica, che ambiti professionali escono allora da questo schema? Sono due aree che producono, due aree professionali ben distinte escono da questa situazione. L'una che riguarda l'artista decoratore, l'altra quella dell'artigiano decoratore. L'artista decoratore è, come usiamo l'esempio dell'elettricista, se io parlo di ingegnere elettronico che lavora al CNR, quello è l'equivalente del nostro artista decoratore. È colui che a livello di vertice si occupa di elaborare gli archetipi, individuare i modelli, proporre gli stilemi, aggiornare il repertorio, fare il lavoro di ricerca e di avanzamento. L'altro, l'artigiano decoratore, è come l'elettricista che noi chiamiamo in casa per farci ovviamente gli impianti. Che cosa collega queste due figure? Un insieme di nozioni, di mansionari, di libri, di casi concreti, di modelli, di esempi, che fanno sì che la ricerca che svolge l'uno diventi applicabile, comprensibile, operativa ed efficace per l'altro. Allora, per quanto riguarda la decorazione, questo blocco centrale di modelli mansionari eccetera si chiama repertorio ornatistico, cioè oggi da sempre si è in grado di fare decorazione se si possiede questo repertorio, cioè questo archivio di modelli dati a priori da cui si va a pescare quello che serve per il caso specifico. La formazione in questo senso è a sua volta duplice. È chiaro che l'artista decoratore, la formazione dell'artista decoratore, compete ovviamente agli istituti superiori, all'equivalente CNR del campo dell'arte, quindi le accademie che sono il luogo deputato. E non ci interessa in questa sede approfondire questo percorso, ma la formazione dell'artigiano decoratore invece compete o ricompete a tutto il sistema della formazione di base, perché è da lì che poi devono uscire coloro che sono in grado di applicare quei modelli. Allora, cuore di tutto il sistema è il repertorio ornatistico. Il repertorio ornatistico deve essere recuperato, deve tornare a essere quello canonico, perché è importante la differenza fra arbitrarietà e canone, e deve essere reinsegnato agli artigiani aspiranti decoratori, perché è l'unica maniera che consente loro di poter reinventare la forma e rimettere le mani sulla forma dei loro manufatti. La prossima guerra commerciale, che adesso è iniziata e si svilupperà nei prossimi anni, si farà sulle forme dei manufatti, non sulle tecnologie e neanche sul costo.
Sulla forma dei manufatti noi abbiamo perso un primato che era quello dell'Ottocento e dei primi del Novecento, dove eravamo leader mondiali. Ci siamo fatti, passatemi il termine, gabbare dall'industrialismo applicato a campi dove non era opportuno. Qui mi fermo perché anche questo sarebbe un tema che andrebbe approfondito, ma credo che nell'insieme gli spunti siano abbastanza chiari. Grazie.